Allora, Presidente Betto, non è una situazione di poco conto, adesso ce la spiega anche meglio nuovamente il Presidente, questa della diga del Vanoi, no? Sì, io condivido il pensiero e anche l'utilità, e quindi credo che oggi anche la politica su determinate grandi infrastrutture deve farci dei pensieri, perché sono importantissime e sono di utilità per tutta la collettività. Ma è stata portata all'attenzione della politica in modo opportuno? E poi quale politica? La regionale o nazionale? Ma qui serve una condivisione, che deve essere un modo nuovo di interpretare anche la politica. Non importa più il colore politico di uno, ma se c'è la necessità di determinate scelte, servono i tavoli in cui ci si confronti. Ci possono essere i lati positivi di alcune scelte, i lati negativi, ma porli su un tavolo e condividerli, a nostro avviso, è un percorso vincente per un mondo che cambia talmente velocemente. L'abbiamo visto anche adesso, vivendo questi momenti di siccità, la necessità di alcune infrastrutture indispensabili per tutti. Quindi credo sia indispensabile trovare degli punti d'accordo e di condivisione anche fra regioni, fra governo centrale, fra istituzioni locali che sono davanti a qualsiasi scelta di un territorio, per fare delle azioni vincenti, per vedere un'Italia. Alla fine la domanda che ci poniamo: qual è l'Italia che vorremmo del futuro? E questo lo pongo a tutti, anche i telespettatori che ci stanno vedendo oggi. Ci sono delle cose indispensabili in cui le scelte serve il coraggio e la forza di farle in una fase di cambiamento importante. Presidente, ipotizziamo sciaguratamente un periodo che poi in natura è tutto relativo, perché noi calcoliamo gli anni come se fossero, in realtà in natura sono delle briciole veramente, di 2 o 3 stagioni di questa portata qua, quindi non felici. Che cosa succederebbe? Succederebbe che si comincia a ragionare su come venire fuori questa situazione. Si comincia a ragionare perché è da tanto tempo che se ne parla, ma un ragionamento serio penso non sia mai stato fatto, e quindi questo sarebbe l'input. E allora qui torniamo al solito discorso, ragioniamo sull'emergenza, capita, che sarebbe una sciagura, immagino, per l'agricoltura, sarebbe una sciagura, inutile dirlo, e siamo sull'emergenza. E difatti, non si può far così. E difatti, come avete visto, gli eventi del 29 e 30 ottobre ha determinato delle catastrofe, e dalle catastrofe nascono poi gli investimenti e l'attenzione sul territorio. Quindi in Italia è necessaria la catastrofe? Purtroppo dobbiamo cominciare a pensare in quest'ottica, perché se servono queste cose... Per mettere a posto i ponti è necessario che crolli un ponte, che ci siano i morti. Per mettere a posto il territorio, le infrastrutture, serve quello che è successo il 29 e 30 ottobre. Speriamo che la siccità di questi ultimi anni faccia pensare qualcosa. D'altra parte il Consorzio Bonifica Brenta, che si regge sul 50% delle proprie entrate dal mondo agricolo, è una parte molto, molto sensibile, cioè in 4 anni sono 3 anni consecutivi di siccità, il 2015, il 2016 e il 2017. Dal punto di vista irriguo sono stati anni terrificanti per il nostro consorzio. Questo che si prospetta è un ulteriore anno, vuol dire su 5 anni 4. Io credo che da noi è molto sentita, forse qualcun altro in meno, però bisogna veramente porsi l'obiettivo di come venirne fuori. Il bacino è uno, gli altri investimenti in agricoltura, vuol dire la trasformazione dall'irrigazione a scorrimento all'irrigazione a pioggia, è un altro in cui il Consorzio Brenta sta puntando, però credo che la parte politica deve farsi carico di queste scelte che non sono più inderogabili. Direttore, qua ne chiacchieriamo, ne parliamo, a parte che non è la prima volta, ma l'ennesima volta, però sono questioni veramente serie. Secondo lei gli stanziamenti per interventi di questo tipo sono fattibili? Cioè è possibile ipotizzarli o coinvolgendo una regione limitrofa che ha un statuto speciale, quindi magari qualche risorsa in più, cioè inventarsi anche le cose, perché alla fine bisogna essere anche creativi, no? Sì, beh, come diceva lei e come è già stato detto, noi dobbiamo passare da uno stato di emergenza a uno stato oramai
Di fatto. Di fatto, sì. perché i cambiamenti climatici che oggi subiamo sono proprio questi: da una parte le siccità, ma dall'altra parte anche grandi quantità d'acqua che arrivano, quindi gli investimenti devono vedere. Cioè adesso ipotizziamo aprile, venga giù una tonnellata di acqua, Sì. che cosa succede? Appunto, Sono abbiamo le difficoltà di contenimento dell'acqua nei nostri canali. Quindi oggi parlare di crisi vuol dire proprio parlare di questi, quindi gli eventi climatici sono proprio questi. Per questo dicevo con sollecitazione, anche sottolineatura, che non solo la Regione Veneto, l'Italia, ma anche la comunità oggi parla di eventi climatici, parla di cambiamenti climatici come un dato di fatto, e quindi su questo noi dobbiamo fare degli investimenti importanti. La Regione Veneto sta facendo la sua parte, sta stanziando 160 milioni di euro per tutta una serie di infrastrutture e strutture per quanto riguarda l'attività di bonifica, e quindi io penso che queste sono risposte anche concrete da parte della Regione. Ovviamente su questo dobbiamo fare anche una condivisione del percorso a livello nazionale, ma anche a livello comunitario. Non è solo un problema dell'Italia, a livello comunitario, e quindi su questo dobbiamo sicuramente essere più incisivi con i finanziamenti, ma soprattutto con gli interventi strutturali che oggi Ecco, lei prima avere. mi parlava di PSR del 2020, Sì. no? Prevede che cosa si può già ipotizzare, cosa prevede? Beh, il PSR del 2020 intanto prevede che con la Brexit, e quindi una parte dell'Europa e quindi la Gran Bretagna va via, e Questo quindi ancora non si capisce. ma forse non si capisce, ma se così è ci sarà comunque una riduzione per quanto riguarda gli stanziamenti sull'agricoltura, e questa riduzione si aggira intorno al 5-10%, e quindi importi importantissimi. Quindi il fatto che adesso ci sia, vabbè, ipotizziamo che ci sia la Brexit, no? Che tutto vada in un certo modo, voi ci rimettereste, a parte del discorso dei mercati diversi? L'agricoltura ci rimette da un 5 a un 10%. È rilevante. Questo sia per quanto riguarda gli aiuti diretti, quindi quelli relativi alle domande dei seminativi, alle domande PAC, sia anche per gli investimenti in agricoltura, e quindi gli agricoltori sicuramente ci rimetteranno, e quindi forza a questo governo, forza a non far sì che gli agricoltori, soprattutto gli agricoltori italiani, che sono quelli che percepiscono minor contributo a livello europeo degli altri agricoltori, non perdino la contribuzione. Perché minor contributi? Perché questa è la politica comunitaria, nel senso Quindi che vuol dire che non siamo sufficientemente non siamo stati, la questione delle quote latte lo dice, no? Nel senso che noi non siamo stati, non avevamo una squadra coesa negli anni precedenti, e quindi questo oggi sta accadendo, e quindi l'agricoltura italiana rispetto all'agricoltura europea è in difficoltà anche per questi aspetti, soprattutto per quanto riguarda le politiche economiche europee. Siamo penalizzati? Siamo penalizzati in una visione di questo cambiamento. Credo che oggi in Italia serva agire di prevenzione anziché di cura, perché abbiamo dimostrazioni tangibili. Sì, dico bisognerebbe, perché fa parte anche di alcuni pensieri politici. Alla fine, adesso il nostro direttore nominava la questione della PAC e dell'uscita della Brexit, però pensiamo che dalle statistiche, se l'Italia contribuisse per l'1% in più, probabilmente la nostra domanda unica, il nostro piano di sviluppo rurale, la nostra PAC europea riconosciuta all'Italia potrebbe non avere tagli, quindi sono sempre scelte politiche. Per questo dico che è meglio prevenire che curare, in una situazione di cambiamenti talmente veloci in cui l'Italia si è sempre spesa. Penso alla mitigazione del clima, alla riduzione della CO2 in atmosfera. L'Italia è la prima a livello europeo a aver messo in moto questi punti per aiutare la collettività non solo italiana ma magari europea. Ma in Europa ci rimproverano che abbiamo una pianura padana, che è un qualcosa di disastroso, e che quindi non è stato fatto a sufficienza.
la pianura padana, però pensiamo che l'Italia per i 2/3 è fatta anche da colli e monti, e quindi la pianura padana, che è anche, era la patria della produzione del mais a livello mondiale, perché e pensiamo che culture come il mais alla fine sono anche importanti perché trasformano la CO2 nel loro ciclo vitale, che è meglio di un bosco, cioè fa più risultato di un bosco, e quindi per preservare e conservare anche le tradizioni di un territorio nelle proprie culture possa essere strategico. Però per fare questo è indispensabile che ci sia l'acqua, senza acqua non possiamo assolutamente fare niente, quindi anche la politica deve prendere atto di scelte importanti, come prima accennavo alle infrastrutture indispensabili, che a nostro avviso potrebbero veramente farci fare un salto di qualità e di immagine anche nei confronti di chi queste opere non le vuole mettere nel tavolo per la realizzazione concreta. E allora che cosa bisognerebbe fare, Presidente, a questo punto, a parte la diga dei Vanoi di cui ha parlato, e che bisogna a questo punto veramente pensarci molto seriamente proprio per evitare, ma per quel che vi riguarda vi siete trovati come associazione di bonifica a livello unitario, avete più volte discusso anche di recente, sì. C'è stata la giornata dell'acqua, e che cosa ne è emerso? Bisogna cominciare a investire sul territorio, fare le trasformazioni irrigue dove si possono fare. Bisogna pensare anche a altre culture, bisogna pensare... Altre culture tipo? Tipo, è pensabile continuare la cultura del mais, che è poco redditizia, bisogna cominciare a pensare a variare delle culture che siano più redditizie per le aziende agricole. Poi sentiremo cosa ne pensano gli agricoltori. Ma sicuramente... No, dica. E quindi avere anche un uso dell'acqua diverso da come viene pensato adesso. La ricarica della falda che fa il consorzio di bonifica ormai da una decina d'anni va implementata. Noi abbiamo 10 ettari, messo 10 ettari a disposizione per fare la ricarica della falda. Stiamo ultimando un ultimo impianto a Rosà di ulteriori 6 ettari. Riusciamo a infiltrare qualcosa come quasi 2 metri cubi d'acqua al secondo in falda. Queste sono tutte opere che il Consorzio sta facendo e che vorremmo che anche altri fossero da esempio anche altri consorzi o anche altri enti. Altri consorzi non si stanno muovendo in questo senso? No, noi siamo su una zona vocata che ci permette anche di fare quelle scelte. Ci sono anche altri consorzi e altri enti acquedottistici che usano l'acqua, che purtroppo non vediamo, seguono l'esempio, ma seguono l'esempio dello sfruttamento, e questo ci lascia alquanto perplessi. Quindi non c'è omogeneità di intenti, no, di comportamenti, questa è una come cosa... coordinamento dovrebbero essere migliori e avere dei risultati sicuramente migliori a questo punto di vista. Accennava, Presidente, direttore, a cambiamenti anche culturali. Sì, che avete pensato in proiezione? I cambiamenti culturali sono anche frutto dell'attività dell'agricoltura. Quando diciamo che non c'è reddito negli agricoltori, avete sempre ribadito vuol dire proprio questo. Quando negli ultimi 10 anni hanno chiuso migliaia di aziende zootecniche, vuol dire poi... Migliaia? Sì. A livello veneto sicuramente sì. E vuol dire proprio arrivare quindi a una rieducazione, a una rivisitazione anche delle culture che poi noi facciamo. Il mais serve per le aziende zootecniche oggi non ci sono. Ricordo sempre ai nostri telespettatori che il latte oggi ai nostri agricoltori viene pagato a 36 centesimi al litro se gli va bene, quando il costo per l'agricoltore, per il nostro allevatore, costa circa 38-39 centesimi, quindi è sopracosto rispetto al valore effettivo del latte. Quindi quando chiudono queste imprese, quando chiude questo, vuol dire anche poi trasformare il territorio, vuol dire anche non produrre più mais che serve per l'alimentazione bovina, vuol dire fare anche altre culture. Questa è un'ipotesi anche da non sottovalutare, quindi. Allora parliamo ancora, teniamo un po' le conclusioni, ma dobbiamo parlare anche di altri temi dopo la pubblicità.